Sarà bandita entro gennaio 2020 la nuova gara d'appalto per completare la messa in sicurezza del torrente San Francesco a Rapallo. Il punto è stato fatto nel corso del Consiglio Comunale da parte dell'assessore ai lavori pubblici. Sarà un appalto integrato che andrà a completare il primo lotto del primo stralcio e il secondo lotto sempre del primo stralcio e andare avanti con il secondo stralcio. Diversi passaggi burocratici che dovranno essere compiuti per arrivare alla ripresa dei lavori che dovrebbe avvenire entro la prossima estate per concludersi necessariamente entro la fine del 2022. Nel secondo stralcio, come lavori supplettivi, inseriremo il completamento del primo stralcio. Quindi la ditta che vincerà tutto un appalto unico. Nel frattempo il Comune sta affrontando in questi giorni le questioni legali nei confronti del Consorzio e della ditta esecutrice dei lavori del primo stralcio della copertura sul torrente San Francesco, la Phoenix Consorzio Stabile e la Vitale Costruzioni. Non sconteremo nulla. Penali e non solo penali per ritardo, ci sono decine di penali da applicare per mancata osservazione di alcune norme, per mancato controllo del cantiere, mancato controllo in orario notturno. Ci sono una serie di penali che prevede il capitolato speciale d'appalto che verranno messi sulla bilancia. Il procedimento per la risoluzione contrattuale non è ancora arrivato a compimento, ma le mancanze riscontrate in questi mesi in cantiere sono state notevoli e solo con il sequestro dell'area il Comune ha potuto collaudare la nuova soletta. Comunque sia la conclusione, o una risoluzione bonaria o l'apertura di un contenzioso, il Comune ha assicurato che il cantiere non si fermerà. Il cantiere ormai è sequestrato, è stato ripreso in mano da parte del Comune, in verità la sola parte asfaltata, ma poi procederemo anche con il resto. Ad oggi la strada dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per dire se ci sia la possibilità di un accordo bonario o diversamente no. Ma comunque quello farà il suo corso, il tempo che ci vorranno e quant'altro.